Mister, un Verona giovane, un Verona che ha capitalizzato subito ogni occasione da gol. Sì, sotto quell'aspetto lì direi che siamo stati bravi. Certamente non siamo stati molto bravi nel gioco perché non abbiamo fatto una grandissima prestazione, particolarmente nel primo tempo. Mi aspettavo qualcosina in più, però direi che la vittoria è stata larga e i 3 punti era quello che ci interessava, per cui diciamo tutto sommato un sabato positivo. Sono rientrate nel corso della partita sia Carissimi che Squizzato. C'è Sipus influenzata, insomma è un Verona che piano piano sta un po' ritrovando i pezzi. Questo è importante perché Claudio era tantissimo tempo che era ferma, Marta aveva avuto un problemino per cui sapevamo che l'avremmo recuperata abbastanza velocemente. Direi che sono 2 ritorni molto importanti per 2 reparti dove non abbiamo tantissime scelte. Oggi Toniolo tra i pali. Sì, oggi Ilaria fra i pali ha fatto una buona partita, una buona prestazione, ma d'altronde l'abbiamo sott'occhio tutta la settimana, sappiamo che sa far bene, per cui ha fatto la sua parte e l'ha fatta bene. Adesso doppia trasferta, martedì a Como, sabato a Roma. Ma ragioniamo una alla volta. Ci aspetta una partita a Como, una partita difficile, campo stretto, abbiamo visto oggi che il Tavagnacco ha faticato con Como, per cui non prendiamo sotto gamba niente perché sarà comunque una trasferta impegnativa. Ilaria, 90 minuti tra i pali e coincidenza la GSM Verona finalmente esce dal campo senza prendere gol. Sì, è stata una partita che ovviamente l'abbiamo dominata noi, abbiamo fatto il gioco, un buon gioco secondo me e sì, è stata una partita insomma che non mi sono arrivati tanti palloni, però comunque la concentrazione doveva restare alta perché magari ti arrivava un pallone e lì bisognava dare il massimo come penso di aver dato in tutta la partita. Un Verona che adesso ha 2 impegni ravvicinati, 2 trasferte sicuramente da non sottovalutare, la prima a Como. Sì, a Como sicuramente sarà una partita da non sottovalutare, soprattutto perché il Como è una squadra che lei stessa non sottovaluta il Verona, non la pensa già come già persa partita, però penso che comunque noi bisogna migliorare soprattutto nell'aspetto tattico. Bisogna comunque, i gol li facciamo, però dobbiamo essere più sicure in difesa soprattutto. Patrizia, si attendeva il gol 100 con la maglia giallo-blu, è arrivato il 100, è arrivato anche il 101. Sì dai, alla fine quando si fanno cose importanti è meglio farle così col botto. E adesso faccio la carica dei 101 in giallo-blu, così stiamo a posto. Andiamo alla partita, facile facile. Ma il divario tra noi e loro è molto, e questo non è che a noi ci piaccia molto, ci piacciono più le partite combattute, le partite in cui la vittoria è sudata, però secondo me possiamo fare ancora molto di più, possiamo divertirci tutti molto di più e possiamo divertire il pubblico molto di più. Sabato a Roma, nella tua città, c'è una partita che di solito ti stimola, ti stuzzica, perché insomma da cuore laziale affrontare le giallorosse credo che gli stimoli non manchino. No vabbè, non mi ci fate pensare adesso perché io la vivo proprio come un derby, quindi piano piano adesso pensiamo alla partita di martedì di recupero, poi il mercoledì festeggio la vittoria a Como e poi da giovedì inizio a pensare alla Roma. Presidente, della partita c'è poco da dire, con un Verona che ha vinto con estrema facilità. Adesso ci sono 2 bei impegni ravvicinati, 2 trasferte come Roma. Sì, quella del Como la vedo anche quella, spero, abbastanza facile. Quella della Roma mi preoccupa un po' di più, però alla fine la squadra c'è, siamo forti. Adesso abbiamo anche rimesso in campo le calciatrici che erano infortunate, quindi spero insomma che la rosa che si è riformata a pieno regime porti dei risultati soddisfacenti. Patrizia Panico, 40 anni, ha siglato il gol 100 e il gol 101 in maglia giallo-blu. Patrizia Panico rimane il mito praticamente del calcio femminile nazionale e anche oggi l'ha dimostrato.